Noi abbiamo iniziato nel 1965. Io ho fatto 4 anni a bottega per imparare il lavoro e quello che mi ha spinto a iniziare, non conoscevo il mercato, non riuscivo a capire a 18 anni quello che poteva essere il futuro, ma quello che mi ha spinto era, da una famiglia che aveva poco, la volontà di fare qualcosa, la volontà di incidere, di dare un futuro al mio nome, dare un futuro ai miei genitori. Ciao ragazzi, Giorgio Martini è nato qui, tra questi rumori, nato ovviamente non in senso fisico ma in senso professionale, perché questa è stata ed è tuttora la sua vita, il mondo del legno, qui a Bovolone, una delle capitali del mobile della pianura veronese. E oggi vi racconto la sua storia, quella della sua azienda e quella della sua famiglia, perché sono 3 elementi tra di loro profondamente legati, perché proprio da questi è dipeso il successo e la longevità della sua azienda. In un settore come quello del legno e dell'arredamento che in questo territorio, soprattutto negli ultimi 20 anni, ha conosciuto un profondo ridimensionamento e anche una drastica riduzione, perché spesso in tanti hanno vissuto le difficoltà del restare al passo con i tempi. E non sempre questo è facile, però lui ha sempre avuto ben presente la ricetta per resistere e soprattutto per crescere. Si resiste non essere mai contenti di quello che si fa e cercare di tirar fuori dal nostro animo il meglio di noi stessi, avere un po' di ambizione e avere fiducia sul lavoro che si fa, crederci, innovare continuamente, non fare delle cose adesso e poi farne delle altre fra 10 anni, ma fare delle cose adesso, farle l'anno prossimo, farle l'altro anno, continuare, piccole ma continuative, ricerca, sviluppo, non far fretta ai lavoratori, nel senso dare la tranquillità di fare il lavoro fatto bene, capire la manualità dei dipendenti che hai e riuscire a mettere ognuno nel proprio posto. Non so, se io faccio l'allenatore di una squadra, capisco se uno fa il terzino, fa l'attaccante, fa il centravanti, fa la mezzala. Ecco, io tutti quelli che sono passati alla mia azienda, perché ne ho già mandati in pensione 22, ho sempre cercato di capire come sono fatti, accontentarli e metterli in una situazione dove loro erano tranquilli, perché quello che facevano riuscivano a farlo bene, senza grossi sacrifici. Difatti pochi da noi sono venuti e sono andati via, si sono licenziati e noi non abbiamo mai licenziato. Quando si è fatti così arriva anche la fortuna, perché se io sono pessimista, se io non faccio niente, se io non mi muovo, se io non ci credo, se io non investo, è difficile che arriva la fortuna. La fortuna ti devi andare a cercarla. Giorgio iniziò nell'epoca del boom economico, in quel periodo, cioè degli anni 60, in cui l'Italia letteralmente esplose. E lo fece con quel carico di entusiasmo giovanile e imprenditoriale che lo portò non soltanto a costituire la sua azienda, ma anche a consolidarla anno dopo anno, passo dopo passo, elaborando nuovi stili e nuovi modelli di arredamento, assumendo personale, cercando nuovi sbocchi di mercato e soprattutto mai smettendo di investire in ricerca e in sviluppo. Tutti elementi questi che alla fine hanno contribuito a delineare, a tracciare un'identità riconosciuta e riconoscibile che ha decretato il successo della sua azienda, che oggi, partita da niente, conta una 40ina di persone tra dipendenti e collaboratori, quindi operai, amministrativi, designer, esperti di marketing, con uno studio di progettazione interno. Sono presenti in tutti i più importanti mercati del mondo, Europa, Stati Uniti, Cina, Emirati Arabi e molti altri. Tra l'altro a breve apriranno anche 2 showroom a New York e a Los Angeles e sono in grado, hanno maturato delle competenze tali che gli permettono di affrontare tutti gli aspetti legati a questi mercati in maniera completa, quindi dalla contrattualistica alla logistica, la lingua, altro elemento fondamentale. E 5 anni fa un ulteriore passo, quello di approdare in città, a Verona, qui a Villa Brasabolla de Massa, più conosciuta come ex Villa Bolla in piazza Cittadella. Qui hanno allestito una splendida showroom in cui sono esposti non soltanto alcuni dei loro modelli, ma si può toccare con mano anche la filosofia aziendale, perché non è soltanto un'esposizione. Ma ora torniamo alla fortuna che, come si sa, aiuta gli audaci. E Giotto sapeva di averla in casa, la fortuna, che è data dalle sue 3 figlie,
Ma quello che qui interessa non è certamente il dato quantitativo, quanto piuttosto ciò che loro hanno apportato all'interno dell'azienda in termini di vivacità e di consolidamento della filosofia aziendale. Perché? Perché sono 3 persone diverse, con 3 caratteri diversi e quindi 3 diversi valori aggiunti. Io mi occupo della parte commerciale, quindi seguo il rapporto con i clienti, che siano clienti privati che ci raggiungono qui in showroom a Verona o anche clienti dealer in tutto il mondo. Cosa vuol dire portare avanti un'eredità anche culturale come questa? Beh, è una bella responsabilità, significa impegnarsi tanto per mantenere e valorizzare la storia che abbiamo alle spalle e allo stesso tempo permettere un'evoluzione, un percorso in crescita. Cosa senti di aver portato di tuo? Beh, credo il mio modo di fare, di pensare, forse un po' quello che deriva anche dai nostri studi, mio e delle mie sorelle, e un'esperienza aperta verso il mondo. È importante questo? Beh, credo proprio di sì, perché bisogna essere aperti, flessibili, avere una mente libera per accettare tutto quello che viene da fuori. Arianna, per te il percorso non è stato lineare. No, non è stato lineare effettivamente. Sono entrata in azienda 25 anni fa, però diciamo che prima ho fatto un percorso alternativo, nel senso che mi sono iscritta a medicina e chirurgia, poi l'ho lasciata, poi ho aperto un'attività in proprio, mi occupavo di cani e gatti, quindi ho avuto un'esperienza, diciamo, che mi ha fatto capire cosa voleva dire lavorare da sola. Poi all'improvviso, anche su richiesta, diciamo, di papà, mi sono iscritta a un corso di architettura di interni e mi sono innamorata di questa cosa qua e quindi pian pianino sono entrata in azienda. E cosa hai trovato allora in questa nuova avventura? Che è nuova anche se da già in casa. Ho trovato, diciamo, una forma di felicità diversa. Mentre disegnavo, mentre progettavo, mentre magari cercavo di accontentare le esigenze dei clienti, mi sentivo pienamente soddisfatta. Era un lavoro completamente diverso da quello che facevo prima. Cosa c'è di te in quello che fai? Penso la mia pazzia, perché non mi reputo una persona quadrata, mi vedo come un cerchio e voglio lasciare sempre degli spiragli aperti, ecco. Qual è stata la tua carriera nell'azienda di famiglia? Allora, diciamo che io ho respirato aria aziendale da sempre, perché ovviamente abitavamo attaccati al laboratorio, quindi l'odore del legno, della polvere di legno era di casa. E papà ci ha sempre fatto sentire l'aria di bottega, anche a volte chiamandoci a dargli una mano in cose molto semplici, eccetera. Quanto è importante partire dalla base? È importantissimo, perché secondo me comprendere cosa significa anche la procedura o il lavoro più semplice che poi va a formare l'insieme è una cosa determinante. Il risultato è fatto di tanti piccoli pezzetti, si potrebbe dire che è come un puzzle e ogni pezzo ha la stessa grande importanza, nel senso che ogni pezzo è necessario per poter costruire il quadro. Ma questo lungo cammino fatto di investimenti in ricerca, in marketing, in design e in quant'altro occorra per garantire lo sviluppo dell'azienda, per Giorgio non è mai venuto meno un principio per lui imprescindibile, ovvero il rispetto e la valorizzazione di chi lavora con lui ogni giorno. Ed è un valore che oggi, grazie anche alle figlie, continua ad essere fortemente caratterizzante e motivante per questa azienda. Allora, io ho sempre dato tanta possibilità a chi mi stava vicino e se uno si allarga, se è bravo, io lo accontento. Loro si sono allargati in proprio, seguono tutto il commerciale, seguono tutta la contabilità e seguono tutto l'ufficio tecnico. Io lì non c'entro più, non voglio neanche entrarci, perché ormai con l'età che ho sono cose che desidero anche non farle. Mi trovo benissimo in fabbrica, è il mio lavoro, gestisco le persone in fabbrica, sto riorganizzando in maniera che se un giorno decido di smettere posso smettere, e ma non ti smetti mai, e smetto mai, smetto quando decido di smettere. Non è che sia lì perché sono costretto a essere, sono lì per scelta. Siete in 3 sorelle, si va sempre d'accordo? Oddio, cerchiamo di andare d'accordo, ma
si vede che siamo tre caratteri completamente diversi, quindi a volte ci scontriamo, ci scorniamo, ma poi alla fine insomma si cerca di raggiungere sempre l'equilibrio. Insomma. Diciamo che io mi sento la bilancia in questo, come anche il mio segno, cioè cerco sempre di porre equilibrio tra tutti. Orgogliosa di papà? Certo che sì, ci ha dato un dono prezioso e penso che sta a noi, insomma, cercare di valorizzarlo sempre di più con l'occhio alle radici e allo stesso tempo un occhio a quello che può essere il futuro. E Giorgio cosa si merita? Non lo so, ma credo tutto quello che ho, quello che vedo, quello che posso, non lo so, non ho mai pensato alla ricchezza. Se io avessi pensato alla ricchezza non avrei fatto queste cose qua. Adesso potrei essere a Baleari e così, ma cosa vado a fare? Ci sono ambienti che tu vivi bene e ti devi accontentare di quei ambienti lì. Quello lì è la tua vita.